Domani le presidenziali in Venezuela e il presidente Nicolás Maduro cerca un nuovo mandato in un paese in rovina economica e isolato sulla scena internazionale. Il servizio dell'inviato Pier Damiani d'Agata. Sì, Il frigorifero vuoto della famiglia Martín è immagine della recessione venezuelana, un paese che a poche ore dal voto presidenziale attraversa una delle crisi economiche e sociali più severe del XXI secolo. Belkis spiega come giorno dopo giorno siano cambiate le loro abitudini alimentari, come siano passati dal mangiare carne di prima qualità al dosare le razioni mensili. E intanto Benjamin, suo marito, è professore di matematica nella Universidad Central de Venezuela e Belkis è una sociologa. Ma l'iperinflazione, secondo il Fondo Monetario Internazionale, quest'anno potrebbe toccare il 13.000%, ha reso i loro stipendi, il Bolívares, la moneta nazionale, carta straccia. All'università non parliamo più di ricerca e sviluppo, dice il professor Martín, parliamo di cosa mangiare oggi e questa è la cosa più difficile da accettare. Caracas resta una città vitale, nelle sue ampie avenidas i segni del socialismo chavista sono un po' ovunque. Si vedono nelle centinaia di aziende espropriate dal regime, nei maestosi progetti di edilizia popolare, nella fornitura di cibo a prezzi calmierati. Sono arepas con uovo e banane, spiega questo signore, prima di sussurrare con rabbia che anche questo è solo un inganno.